Allora Fabrizio, Ciao, buongiorno. buongiorno. Giulia di Ciro De Caro, il Sì. tuo esordio. Io ti ho visto spesso per i festival Sì. e mi ha sorpreso, sei stato bravissimo. Grazie, ti ringrazio. E come nasce? No, non me l'hai chiesto, però pensavo fosse quella la domanda. No, niente, io Ciro lo conosco da tanti anni e lui da sempre mi ha detto: ma guarda che ci conosciamo, lui mi dice sempre: tu secondo me sei materiale da film. Io ho visto i suoi film, mi piacciono molto, ovviamente credo sia un ottimo regista, non perché ci ho lavorato, ma perché insomma lo conosco bene, mi piace il suo cinema. E lui mi ha sempre detto: ma un giorno facciamo, lui ha fatto. E allora l'anno scorso ha fatto: senti, io sto scrivendo un film. Ho fatto: ah, bene, meno male, finalmente dobbiamo fare il film. E c'è una parte per te, faccio: ah, minchia, grazie Ciro. E quindi io ho accettato, ovviamente. E ho Hai detto avuto sì. una naturalezza pazzesca, devo dire, e soprattutto e ti chiedo, no, tu sei molto esperto di Sì. cinema. Il tuo giudizio su Giulia, so che non è facile. Su Io l'ho Giulia? trovato un film molto bello. Anche secondo me, io rispetto agli altri, Vedendolo, comunque ecco, insomma, sì. la tua impressione La mia finale. impressione da esperto, di che poi non si sa. No, non lo so, secondo me è il film, sicuramente il suo film più maturo, ma lo dice lui stesso. E Spaghetti Story è un ottimo esordio. Il secondo a me piace, anche se insomma è un po' complicato come film a cui approcciarsi. Questo secondo me è il suo film più maturo perché lascia da parte, anche se il secondo pure era un po' meno commedia, c'è molto meno commedia, molto più dramma, però non è dramma, no? L'hai visto tu, non è molto oscuro, ma anzi è molto solare, molto aperto, molto arioso. Vabbè, insomma, mi veniva il termine con l'aria, non mi è venuto bene. E quindi è il suo film più maturo perché riesce comunque a mettere insieme tante cose, le due cose, e quindi secondo me riesce perfettamente. Senti, meglio Mi critico o piace. meglio attore? Cioè, che vorresti essere? Cioè, No, attore, assolutamente. Critico ci ho provato per un po' a pensarci, ma proprio non. Il problema è io posso pure esprimere le opinioni, ma la prosa, scriverlo, ci dovrei lavorare molto e non c'ho tanta voglia, sinceramente. Questo nel senso. Fabrizio, ultima cosa, noi di Dimmi. El Corn chiediamo sempre un pochino il film preferito, però invece in questo caso ti chiedo un film, visto che tu conosci molto il Sì. cinema, un film non molto famoso che nessuno conosce, ma che Aiuto. consigli ai lettori di El Corn. Oh, mamma mia. Un film, ma un range in cui posso. Perché sennò è Liberissimo. troppo. Facciamo italiano, Italiano? dai, facciamo italiano. Italiano. Non lo so, prima mi viene in mente è un film che mi piacque moltissimo, che era L'estate di Giacomo, di cosa? Madonna, che figura di No, del poi lo cavolo. recuperiamo, dai. E lui era cosa? Quello che ha fatto I tempi torneranno. Oh, santo. Lo recuperiamo. Lo metti tipo sotto come Sì, cosa. sì. Chiedo scusa regista, mi piace un sacco. Lo vidi all'Arena di Nanni Moretti quando c'era Bimbi Belli, che lo presentò, mi piacque tantissimo. Andate a recuperare. Era anche da qualche piattaforma, mi pare. L'ho messo pure da qualche parte, adesso non c'è più però. No, l'altro, il secondo è su Rai Play ancora, quindi lo potete vedere, i tempi felici arriveranno. E Stati Giacomo è un bellissimo film secondo me, quindi recuperatelo. Vabbè, io continuo a pensavo che magari parlando di ricordarmi il nome, invece Adesso no. lo cerchiamo, c'è Google Va che ci bene. aiuterà. Possiamo fare il cut, ve lo dico. Ah, il regista era lui. Prendimi, sono libero. Grazie, Grazie a te, Fabrizio, caro. grazie, Grazie a te, grazie grazie a mille, voi. grazie.